Cari telespettatori, eccoci nuovamente insieme, con noi in studio ben ritornati, ben ritrovati Maria Pistorello e Daniele Tronco, SPCGIL del Veneto, per rispondere alle tante domande, alle perplessità, insomma tutto quello che sta succedendo e dare una risposta soprattutto ai tanti pensionati che ci seguono, oppure a chi comunque ha un genitore, un parente che è in pensione o andrà in pensione e deve saperne qualche cosa in più. Ci sono tante novità, cose importanti, iniziative invece che sono già incominciate, che stanno avendo anche un ampio seguito, come ad esempio quella del controllo delle proprie pensioni. Attenzione, ci possono essere delle irregolarità, degli errori e quindi è bene far controllare la propria pensione. Dico far controllare perché, rispondo alle telefonate che sono arrivate, anche ai messaggi, è ovvio che è difficile per un pensionato, a meno che non sia un esperto commercialista, fare tutte le valutazioni eccetera. Prende tutte quante le carte, un bel malloppo, va in un centro di assistenza dello SPCGIL, ce ne sono tante sul territorio, e lì può essere ascoltato e vengono risolti i problemi. Quindi non prendete paura, non spaventatevi, vi viene il dubbio, prendete le vostre cose e andate a farvi dare una controllata. È bene, perché qualche soldo si recupera in moltissimi casi. Per parlare di questo Maria Pistorello ci supporterà e quindi ci darà una mano anche tecnicamente. Per parlare invece dell'altra novità proprio freschissima, che è la legge di stabilità, e di quanto riguarda il settore pensionati, Daniele Tronco ha l'arduo compito di illustrarci quello che sta succedendo, perché ci sono tante voci che balzano alla cronaca proprio da oggi, in questi giorni, ma noi vediamo quello che riguarda i pensionati. Buone nuove oppure così e così? Sì, allora diciamo subito che siamo alla presentazione, non abbiamo ancora i testi, quindi bisogna prendere sempre con una certa cautela. Poi si sa che la legge di stabilità ha un processo, un iter parlamentare nelle commissioni, e quindi diciamo che stiamo valutando gli annunci, quindi una cautela è doverosa. Però diciamo che abbiamo qualche buona notizia, nel senso che noi abbiamo aperto come sindacati dei pensionati a livello nazionale un tavolo di confronto col ministro Poletti. È un tavolo che dura da parecchio tempo, dove noi abbiamo posto alcuni dei temi che pensiamo si debbano risolvere anche nell'ambito della legge di stabilità. Una delle questioni era la 14ª, di alzare il tetto delle pensioni che hanno diritto alla 14ª, perché fino ad oggi il tetto è molto basso. Abbiamo poi il tema della rivalutazione delle pensioni, che qui è richiamata la sentenza, il decreto del governo, che noi giudichiamo del tutto insufficiente, però comunque c'è un tema che noi chiediamo che venga ripristinata per una soglia più alta di pensionati, la rivalutazione in modo da adeguare le pensioni all'aumento del costo della vita, perché come sapete una volta che si va in pensione l'adeguamento al costo della vita avviene attraverso un meccanismo di perequazione delle pensioni che, se non viene fatto, fa perdere potere d'acquisto e valore alle pensioni che non si adeguano. E questa è una richiesta che abbiamo fatto e che stiamo facendo al governo. Infine abbiamo chiesto la parificazione della no tax area, cioè che in buona sostanza vuol dire un aumento della detrazione fiscale per i redditi da pensione, che finora era diseguale rispetto al lavoratore dipendente. Cioè il lavoratore dipendente aveva un tetto di 8.000 euro come no tax area. I pensionati invece avevano una no tax area di 7.500 per i pensionati fino a una certa età e di 7.700 per i pensionati più anziani. Ovviamente questo generava una situazione paradossale di ingiustizia dal punto di vista proprio
possibilità che lo Stato dà di avere un peso fiscale inferiore sui redditi da lavoro, e noi diciamo che doveva essere. Ecco, la buona notizia è che sembra che nella legge di stabilità il governo abbia finalmente introdotto la parificazione dell'area, della no tax area, sia per i lavoratori dipendenti sia per i pensionati. Perfetto. Ovviamente l'ampiezza di questa norma la valuteremo quando avremo il testo sotto mano, però questo è un risultato che, se acquisito, va valorizzato al massimo, perché intanto recupera un'ingiustizia, ma poi dà anche un po' di sostegno economico alle pensioni, che si vedrebbero ridurre la tassazione. Io ricordo che per esempio in Germania la tassazione sulle pensioni è praticamente vicina allo zero, il 2-3% di tassazione fino a un certo livello di pensione. Noi abbiamo una tassazione spropositata, tra l'altro su un reddito sostanzialmente derivante da versamenti che io ho fatto nel corso dell'anno e che poi il governo e lo Stato pensa di reincamerare le quote, diciamo. Bisogna dire che non riguarda direttamente i pensionati, ma indirettamente riguarda anche i pensionati. Il governo ha annunciato che introduce una forma di flessibilità in uscita. Esatto, questa è l'altra notizia interessante da comprendere, anche il part-time delle donne. No, le donne sembrano essere escluse da questa, il provvedimento sulle donne non è chiaro se è dentro, perché diciamo, mentre è stato annunciato che per i lavoratori, uomini e donne, che abbiano raggiunto i 63 anni di età e che abbiano una condizione, diciamo, praticamente che abbiano maturato questa anzianità, il governo dà una sorta di fiscalizzazione dei versamenti previdenziali che verrebbero integrati dall'azienda, e il lavoratore potrebbe andare in una sorta di prepensionamento in attesa di veder maturare poi la pensione, che per questi lavoratori realisticamente dovrebbe avvenire attorno al 2017, dal 1° gennaio 2017. Quindi ci sarebbe un'anticipazione. Ovviamente qui siamo lontani da quello che chiediamo noi, cioè un provvedimento che risolva diciamo in modo più pesante questa questione, perché da un punto di vista nostro, la legge Fornero, uno degli elementi più critici è stato l'innalzamento praticamente di 5 anni dell'età pensionabile. Allora, con questo provvedimento si riduce un po' il peso di questa norma. Ovviamente rimangono poi il tema degli esodati, del tema dei provvedimenti che vengono. Comunque questa dei 63 anni per avere accesso a questa sorta di prepensionamento e questa dell'innalzamento dell'area, della no tax area per i pensionati, sono due buone notizie che, se confermate, danno un segnale, insomma, che noi riteniamo positivo, ovviamente con le cautele che ho detto del prima. caso. Vediamo se dalla regia ci rimettono in onda il messaggio, che dopo i nostri telespettatori altrimenti lamentano che non leggiamo in onda i messaggi, anche se comunque vi assicuro vengono letti dai nostri ospiti in studio, uno da una parte e dall'altra. Comunque devo lavorare tutta la vita, 10 mesi all'anno per lo Stato, 2 mesi per me, e poi quando sarò anziano molto probabilmente avrò una miseria di pensione. A sto punto tolgano tutte le tasse e prenderemo solo la pensione integrativa. Questa è sì, voglio dire, si capisce che il malessere è la preoccupazione. Tenete presente che sulla pensione integrativa il governo nella legge ha
parzialmente tolto dei benefici fiscali che erano presenti nella normativa, quindi ha indebolito la possibilità di avvalersi della previdenza integrativa. Per noi... Ecco, infatti, bravissimo, ha fatto bene a toccarlo. E ringraziamo anche il nostro telespettatore, perché sono arrivate molte domande da parte anche di giovani, peraltro, di chiedere a voi del sindacato della pensione integrativa. Proprio alla luce di queste situazioni qua. Quindi adesso mi è venuto anche in mente, possiamo dare delle risposte a questo riguardo. Sì, pensione integrativa, diciamo, generata dai fondi contrattuali o anche con fondi aperti proposti dal... Noi ovviamente sosteniamo che bisognerebbe rafforzare, perché ricordiamoci che la previdenza integrativa non è obbligatoria, è facoltativa. Infatti. E il fenomeno che stiamo registrando è che sono pochi i giovani che aderiscono alla previdenza, perché è un ulteriore sborso. È un ulteriore sborso in una presenza di salari bassi o non in costanza di rapporto di lavoro, anche se i fondi si possono trasferire da gestione a gestione. Però il dato che abbiamo è che sono pochi, salvo qualche categoria, i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare. Bisognerebbe fare un ragionamento più strutturale. Chiaro che se tu togli uno dei vantaggi fiscali su questa previdenza, tu rischi che lavoratori che si trovano senza la cosiddetta terza gamba. Ecco, però la previdenza, abbiamo visto anche l'altro messaggio, se la riforma Fornero l'avesse fatta qualche altro Stato, non si sa se l'avrebbe potuta fare effettivamente, è una domanda retorica. No, chiedevo questo, ma lei ha detto ci sono minori vantaggi a fare l'integrativa, è un po' questo, perché? Quali sono? No, hanno ridotto i benefici fiscali, cioè adesso poi è stata un po' modificata perché c'è stata una sollevazione ovviamente abbastanza forte. E questa è l'importanza delle sollevazioni. Però il segnale che ha dato il governo con questo provvedimento nella scorsa... È una mazzata, è stata una mazzata. È un segnale negativo, perché noi pensiamo che bisogna attrezzarci a rafforzare quest'altra modalità della previdenza. Sapendo che i meccanismi che oggi abbiamo, che dobbiamo sicuramente migliorare, perché noi pensiamo che altrimenti avremo fra 30-40 anni una vera emergenza sociale, perché avremo trattamenti pensionistici derivanti dal sistema pubblico fortemente abbattuti, e questo genererà forti tensioni sociali. Quindi la possibilità, tenendo conto anche che così regaliamo una parte di costo alle aziende, perché anche le aziende dovrebbero mettono queste risorse economiche sulla previdenza complementare solo se aderisce il lavoratore. Quindi se il lavoratore non aderisce, le aziende risparmiano. Quindi, però non è opzionale, cioè è qualcosa in più. È più. Volontario, quindi poi se chi non aderisce, hanno costituito un fondo all'INPS, adesso è un argomento che si potrebbe affrontare. Certo che l'ascoltatore ha ragione. Ha ragione, sì. Che senso ha fare l'integrativa? Perché dovrei pagare oltre a quello che già sborsiamo per avere una pensione equa? Meglio i materassoli, è più sicuro. Questo è un po' l'eterno problema, c'è il timore che questi soldi poi in qualche modo ci sono sempre dei provvedimenti che te li vanno a rosicchiare. E uno dice, me li salvo, me li investo per conto mio, o vale la pena di investire in un'assicurazione, una pensione integrativa? È sempre... adesso io penso che l'ideale sarebbe, e quindi anche qui potremmo dire che il sistema funzionasse, che non ci fossero stati, ma coi forse e coi ma non si fa nulla. Oggi il compromesso che si era raggiunto tra una previdenza pubblica molto forte che sa dare delle risposte vere ai bisogni dei cittadini, affiancata da una previdenza, diciamo, integrativa derivante dalla contrattazione, è una soluzione che dà risposte certamente in un contesto dove i costi della previdenza
cioè le pensioni tenderanno a ridursi il valore, sì, perché il sistema di calcolo di fatto genera questa condizione. Certo. E allora noi lavoriamo per migliorare, però sapere che si può integrare. Molti non lo sanno. Infatti molti non lo sanno, non sono consapevoli. Magari dedicheremo anche un capitolo a questo, perché l'interesse, vediamo, c'è, assolutamente. Anche e soprattutto da parte di chi non va ancora in pensione, chi non è ancora pensionato, per certo, cui i giovani. c'è chi ha ancora possibilità. Per quel che riguarda le donne, e questo è un po', visto che anche molte signore pensionate che ci seguono, ci chiamano, sono anche le più solerti a volte ad interessarsi della situazione pensionistica. In queste pieghe della legge di stabilità c'è qualche margine, e quindi per andare in pensione prima, perché il discorso del part-time a me sembrava di averlo letto da qualche parte, adesso non so, chiedo a voi. Sì, allora sul tema delle donne, poi casomai la Maria può essere tutte le disquisizioni tecniche. Noi, voi sapete che le donne gli era stata data la possibilità di accedere alla pensione con la cosiddetta formula donna, che però aveva un piccolo handicap, che abbatteva il trattamento pensionistico del 50%. Quindi era una cosa del quindi tutto... era una roba che le donne accedevano solo se prese malissimo, cioè senza possibilità di avere alternative, perché altrimenti come fai a chiedere a una persona di ridursi di metà il trattamento pensionistico, magari a qualche anno dal raggiungimento della pensione? Quindi si era chiesto di introdurre un elemento meno rigido, perché come sapete le donne hanno avuto un incremento, sempre con la legge Fornero e anche con provvedimenti precedenti, un'accelerazione nel raggiungere i limiti pensionistici. È stato calcolato un meccanismo per cui loro alzavano l'età del pensionamento in modo molto più veloce, perché dovevano raggiungere, diciamo, la situazione che riguardava i maschi. Ovviamente qui si deve tener conto che le donne normalmente svolgono altri lavori in casa, hanno svolto per il passato, eccetera, quindi si sono fatte carico di una situazione familiare che ha reso, che so, il lavoro intermittente, il part-time, perché devono gestire questa roba qua. Quindi anche a fronte di questi ragionamenti si era detto: guardate, è ingiusto che ci sia questa forte penalizzazione, questa forte accelerazione, bisogna ridurre. C'era stata qualche apertura, adesso francamente io non ho visto, però può essere che mi sia sbagliato, perché se c'è qualcosa noi l'abbiamo chiesto e sarebbe un'altra buona notizia, ecco, per noi sarebbe sicuramente una buona notizia che tenta di risolvere un problema che effettivamente esiste, insomma. Ecco, certezze, proprio per dare certezze ai cittadini, quando si potrebbero avere? Adesso, nel momento in cui verrà approvata la legge di stabilità, a quel punto... Solo quindi a seguito dell'approvazione? Certo, perché noi abbiamo visto anche gli anni passati che la legge di stabilità entra, tenete conto che la legge di stabilità è fatta con un meccanismo che noi consideriamo questa proposta adesso dal governo Renzi, che va valutata molto bene, perché adesso eliminare per esempio le tasse sulla prima casa a gente che ha ville milionarie, magari per togliere soldi ai pensionati, cioè veramente una legge pone dei problemi molto seri anche dal punto di vista proprio dell'equità sociale, perché è chiaro che la tassa sulla prima casa popolare è un fatto che è condiviso, ma anche qui si va a una generalizzazione di un beneficio a soggetti che non ne hanno bisogno, e fa sì che aumenta la forbice che oggi c'è in Italia
tra gente tanto ricca e gente sempre più povera. Trasversalmente di consensi elettorali, quindi già una manovra preelettorale, l'hanno detto più parti. Dice lei, l'hanno detto più parti. Sospetto. Sospetto, lei giustamente dice il sospetto. Allora, non sono giovane, seppur con grandi difficoltà vado avanti, ma i figli che mettiamo al mondo quali prospettive hanno? Devono avere senso di appartenenza e lottare. Io se fossi più giovane me ne andrei, qui ci hanno tolto pure l'orgoglio di essere italiano. Sì, solo una battuta sì, su questo. Tra le nostre rivendicazioni, tra quello che noi al governo chiediamo nei tavoli che finalmente abbiamo ottenuto, c'è anche che i risparmi che sono stati operati nella previdenza in questi ultimi 20 anni, dai quali deriva anche questa insoddisfazione da parte della gente e anche la non sicurezza su quanto verranno a prendere alla fine. Certezze. Esatto. Noi abbiamo chiesto tra le cose che questi risparmi, una volta che si fanno, vadano a incrementare un fondo di garanzia per i giovani, per le pensioni dei giovani di oggi, che un domani, proprio a causa del lavoro intermittente, del lavoro che non c'è, quindi di un versamento contributivo esatto, che vadano proprio a incrementare, a dare sicurezza ai giovani, per rispondere all'ultimo SMS che è arrivato. Perfetto, andiamo in pubblicità, poi rispondiamo anche ad altre domande, ci sono diversi temi che devono essere affrontati, parliamo anche di una campagna molto importante, poi al termine dedicheremo qualche minuto con i nostri ospiti per darvi un piccolo squarcio sulla questione su cui sono usciti alcuni articoli anche oggi dello CGIL nei confronti della riforma sociosanitaria del Veneto, però l'approfondiremo in una trasmissione poi dedicata, tra poco.